Nel fine settimana del Cus Cagliari partirà anche il campionato di Serie A2 di hockey. Fernando Iorga, ciao Fernando, bentornato. Ciao, Specifichiamo subito un'intervista, facciamo in italiano, non in argentino, te lo chiedo per favore. muy bien. Muy bien, muy bien. Vamonos, senti un po', raccontaci com'è nata il precampionato e anche i nuovi arrivi qui in casa Cus. Sono molto contento perché abbiamo fatto un lavoro di preparazione fisica che magari non avevamo mai fatto i ragazzi. Quindi anche loro sono molto contenti e finalmente in forma. E la ultima prova era fare 10 km sotto 50 minuti, che per molto era veramente la prima volta nella sua vita che faceva una cosa del genere e tutta la squadra è stato ottima in questo risultato. Quindi abbiamo una squadra preparata, una squadra pronta, più matura. E la cosa più che a me mi entusiasma di questo nuovo campionato è che giochiamo contro Brescia, che è l'ultimo avversario che abbiamo affrontato l'anno scorso. Abbiamo perso a Campoloro e iniziamo questo campionato a Campoloro. Quindi sarà una bella prova iniziale per vedere se questi progressi ci sono o no. Senti, tra i nuovi arrivi c'è Mohamed Gad, egiziano, che ha giocato alla World League, che insomma è uno dei campionati internazionali di hockey. Come ti è sembrato? Mi è sembrato un giocatore molto forte, umile, come piacciono a me, perché ha dimostrato subito quello che sapeva fare. Sapendo che a un livello superiore non è che ha preso la palla e ha iniziato a fare lo splendido, cosa che a volte ragazzi giovani, 30 anni sono giovani, vogliono dimostrare. Lui si è messo a fare come un professionista quelle 4-5 cose che sono essenziali in una squadra: difendere molto bene, fare la rimessa di fondo molto bene, con passaggi molto precisi, molto forte, e soprattutto il corner corto abbiamo visto che veramente a un livello internazionale, quindi abbiamo speranza che quello si traduca in punti, che tutta la squadra merita punti, perché si sforza nelle partite, però è lo che sappiamo che il corner corto è una statistica che dà la vittoria e fino adesso non siamo mai riusciti ad avere un corner corto vincente fino in fondo. Questa può essere una delle svolte. Senti, in questa estate particolare per il Cus Cagliari Hockey ci sono alcune storie da raccontare. Marco Lecis, che è insomma il nostro paratleta per il para-hockey, campione d'Europa, ma anche Tocco e il suo compagno di squadra che hanno giocato un campionato under 40, se non sbaglio, un campionato over 40 di hockey. Quindi insomma vanno bene gli stranieri, ma anche gli italiani li vedo belli in forma. Sì, soprattutto che c'è una gran passione nell'hockey. Chi gioca a hockey è perché lo sente veramente e quello è lo che vogliamo trasmettere anche alle nuove generazioni. Per questa attenzione anche con gli stranieri, mettere in forma a un valore come Timothy Tinat, che secondo me è un giocatore fortissimo, per anche un uomo anche molto molto forte. Io lo voglio tra le file. Come voglio che Pisco continui a essere capitano, perché vedo che veramente sono delle persone che sentono l'hockey come lo sento io. Tocco è un altro di questi ragazzi. È passato lui 2 secondi fa con il figlio piccolino piccolino, che già inizia a fare hockey tra di noi. Bueno, vuol dire che iniziamo a tramandare queste storie. L'hockey è quello, è essenzialmente quello. Il campionato, i gol, i punti ci servono per avere delle nuove motivazioni, per avere una specie di gioco nel gioco. Però la storia è vivere lo sport fino in fondo, e noi abbiamo in questa squadra dei valori, ho detto Pisco, Tocco, Cici Sainas che è tornato fra di noi, anche lui ha fatto un grande sforzo, una gran preparazione, quindi sono molto entusiasmato perché i ragazzi hanno dato qualcosa di speciale in quest'estate. Cosa ti auguri per questa stagione? Ehm, Lo che ho detto ieri alle squadre, voglio una squadra vincente, anche se non vince. Non è una contraddizione, perché vincere dipende da tanti altri fattori, ma la squadra vincente è quello che lo sente, quello che riesce a mettere in campo è il massimo che ha in quel momento. Poi si serve per vincere, alziamo le braccia, festeggiamo, salutiamo l'avversario, torniamo a casa. Ma se non è così, comunque ti rimane il fatto di aver dato il massimo. Le squadre vincenti si sente nel spogliatoio, si sente in ogni allenamento, e io sto sentendo che questa squadra sta venendo su. Senti, ti chiediamo per chiudere un saluto in argentino per quelli che ci guarderanno dall'Argentina su Facebook e sui nostri canali social. Ciao, sono Fra Jorge, venite qua al Cus Cagliari. Hola, soy Fernando Jorge, soy argentino, son hace 17 años que estoy aquí, y todavía no hablo tan bien el italiano como me gustaría. Nada, es una ciudad hermosa, Cagliari, y este es un club realmente muy, muy especial, con tanta gente que tiene la pasión que a nosotros nos gusta y que nos distingue del resto de las personas, la pasión por el deporte. Poi la traduciamo piano piano. Pagina 777 di Televideo. Grazie, mister. Gracias a te.